Terza corsa del convegno, questo premio CAT 232, dotazione di euro 9.900 euro, riservata a cavalli europei di 3 anni, vincitori da 8.000 a 25.000 euro in carriera. Corsa con l'autostart sul miglio. Andiamo a leggere il campo dei partenti, sono rimasti in 7 per il ritiro del numero 2 di Italo Baba. Numero 1 Jupiter Mail Federico Esposito, quindi con numero 3 Imagination Club Pietro Gubellini. 4 Iena Fi Lorenzo Baldi. 5 Invictus KB Font Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata con il numero 6 Independent Gar GP Minucci. La seconda fila è il numero 7 Ipomea di Poggio Massimo Barbini e il numero 8 Illusion Firm Marco Stefani. Illusion Firm che in questo momento è il cavallo più appoggiato al gioco, una quota fissa di 2,30, seguito dal numero 5 Invictus KB Font a 2,60. Abbiamo superato la curva e stiamo entrando nella retta delle tribune e i cavalli sono pronti per la partenza. Si chiudono le ali e si vola. Partono velocissimi il numero 5 di Invictus KB Fonte di Iena Fi, davanti a tutti ci va Iena Fi che precede alla corda Imagination Club con Pietro Gubellini, quindi davanti a tutti c'è Lorenzo Baldi e la sua Iena Fi partita perfettamente, tiene a destra Invictus KB Font con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, sbaglia invece Illusion Firm che è già la sorpresa della corsa 8, e viene anche squalificato. Dopo 300 metri Invictus KB Font e Vincenzo Piscoglio sono di nuovo davanti e arriviamo a 400 metri abbastanza infuocati, passati in 29,1, 14,6 i 200 metri delle scuderie. Quindi il numero 5 è davanti, Iena Fi, il numero 4 è in seconda posizione e arriva a destra Jupiter Mail con Federico Esposito. Dietro Jupiter Mail abbiamo Ipomea di Poggio, chiude il quintetto rimasto in gara Pietro Gubellini con Imagination Club. E quindi passiamo davanti alle tribune per arrivare agli 800 metri di corsa. Le posizioni ormai si sono stabilite e quindi il numero 5 davanti chiude in 59,9 i primi 800 metri di corsa, sono fuori gara sia Illusion Firm che Independent Gar e andiamo verso il chilometro sempre con un terzetto alla corda dei numeri 5, 4 e 3 e a destra invece il numero 1 e il numero 7. Il chilometro in 1,15 e ora si andrà inevitabilmente a un'accelerazione nella retta delle scuderie. È tutto schiena indietro, Invictus KB Fonte VP dell'Annunziata, a destra Jupiter Mail non sembra progredire, invece tiene perfettamente la schiena del leader Iena Fi. Adesso c'è un piccolo rallentamento e permette questo l'accelerazione di Pomea di Poggio che viene via in terza ruota quando siamo a metà della curva. 14,3 è stata il parziale delle scuderie, ma adesso si arriva in curva in 14,8, prova a scappare il leader Invictus KB Font, prova ad arrivare Iena Fi e prova ad arrivare Pomea di Poggio, la più cattiva è Iena Fi che ci prova, si avvicina Iena Fi fin sul palo, è un arrivo strettissimo tra Invictus KB Font e Iena Font. Ci sarà sicuramente di chi andare a vedere ovviamente perché la fotografia potrebbe anche essere molto stretta. Guardiamo allo slow motion Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che richiama la sua allieva. Invictus KB Font prova a scappare ma Iena Fi è davvero velocissimo per provare ad avvicinarsi, il palo si avvicina, no, Iena Fi non è riuscita nell'impresa, quindi vince Invictus KB Font, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che arriva già a 3 vittorie dopo sole 3 corse, quindi Invictus KB Font, maschio baio di 3 anni, allenamento di Mauro Baroncini per la scuderia Evam Racing Trotter e questo figlio di Ringo Starr 3 e Zenalda che vince questa terza corsa del convegno.